Parliamo della festa di Sant'Efisio che domani celebra la sua 354esima edizione. Si svolgerà domani a Cagliari, ieri rito solenne della vestizione della statua del martire al quale i fedeli attribuiscono il miracolo di aver liberato il capoluogo dalla peste. Domani la tradizionale sfilata dei costumi della festa con il caleidoscopio di colori, le tracas, i cavalieri miliziani e naturalmente il cocchio dorato sul quale il santo viene trasportato nel suo percorso cittadino. Attesi migliaia di turisti italiani e stranieri, oltre ai fedeli. Negozi e ristoranti resteranno aperti per un 1° maggio che si annuncia particolarmente affollato. Sono numerosi i divieti di transito e la Polizia Municipale consiglia di tenere le auto fuori dal centro storico. I canti, le preghiere, le litanie in sardo per una cerimonia che sempre più sta cercando di riscoprire il significato religioso più profondo di fede e devozione per Sant'Efisio, immutate dal lontano 1656. Surre nostru Gesù sacramentau, surre nostru Gesù sacramentau, surre nostru Gesù sacramentau. Circa 100.000 persone, tribune e strade gremite. Anche per la 354esima edizione c'è stato il consueto bagno di folla per la festa di Sant'Efisio, che viene ormai considerata una delle più importanti processioni del bacino del Mediterraneo. Per lunghezza del percorso, numero di partecipanti, paesi coinvolti e tipicità dei costumi di rara bellezza, alcuni dei quali risalgono a centinaia di anni fa. 250 cavalieri, 70 miliziani, 91 gruppi in costume in rappresentanza di altrettanti comuni dell'isola, 2400 persone a piedi e 23 tracas hanno preceduto il passaggio del cocchio del santo. Una festa che richiama ogni anno sempre più persone da tutto il mondo e che già dal prossimo anno potrebbe essere inserita dall'UNESCO tra il patrimonio immateriale dell'umanità. Dopo la sfilata, l'attesa per l'uscita del cocchio dorato dalla chiesetta di Stampace e poi il passaggio del santo in cammino verso i luoghi del martirio. Viene di Québec o Canada. Per la festa di Sant'Efisio? Sì, c'est magnifique, c'est coloré, superbe. Magnifique, incroyable, super beau. Io la vedo tutti gli anni tramite la satellitare, però vederla di persona è emozionante. Ultimamente abbiamo avuto anche la possibilità di vedere persone che non conoscevano neanche la città di Cagliari, neanche la chiesa di Cagliari. È stato un exploit di persone e di fedeli devoti che conoscono per la prima volta Sant'Efisio e il suo significato, perché non è folklore, ma è religione. Gente che crede in quello che fa e mette al servizio la tua persona per la città e per il santo. Da quanti anni partecipa alla sfilata? Dal 76, c'è sempre l'entusiasmo di poterlo fare, sperando di fare negli anni prossimi.